Purtroppo stiamo assistendo ad un'escalation di episodi gravissimi che si concretizzano in comportamenti spesso sessisti, razzisti, discriminatori, offese inutili, gratuite, rivolte a personalità istituzionali, alla Presidente della Camera, a deputate e senatrici. È giusto quindi che, come succede nella società, anche le aule parlamentari e consigliari si dotino di regolamenti, anche duri, anche sanzionatori. La nostra proposta va in questa direzione. Chi utilizza comportamenti o usa frasi di natura sessista, razzista o discriminatoria verrà punito con una sanzione economica, cioè noi chiediamo che vengano tolte da 1 a 5 mensilità dello stipendio. Sono convinta che quando si tocca il portafoglio, allora magari ci si cuce la bocca.